e i suoi frutti non furono annullati dalla convulsa crisi sociale e politica che vi seguì e che vide l'Italia partecipe per 20 anni dell'era dei totalitarismi in Europa, soggetto e vittima di predicazioni belliciste e di ambizioni o illusioni imperiali. Non fu annullato il prezioso frutto di una nuova coscienza nata tra gli italiani, l'essere parte tutti di una collettività nazionale, il riconoscersi nel valore dell'unità nazionale. E questo è un retaggio che dobbiamo aver caro, un retaggio identificabile con quell'amor di patria e quel senso della dignità nazionale che sorresse i nostri combattenti a El Alamein, l'ho appena ricordato dinanzi al sagrario dedicato a quelle migliaia di caduti, che dopo l'8 settembre ispirò la disperata resistenza delle nostre forze a Cefalonia, che animò nell'aspra fase finale della Seconda Guerra Mondiale il rinato esercito italiano a Mignano Montelungo o i militari impegnatisi accanto alle formazioni partigiane nella guerra di liberazione. Ci muoviamo oggi, signore e signori, cari ragazzi, in un paese e in un mondo radicalmente cambiati. Non c'è più lo spettro della guerra sul territorio europeo. Si è spento il focolaio della prima e della seconda guerra mondiale, entrambe esplose e sanguinosamente combattute nel cuore dell'Europa. C'è stata riconciliazione nella pace e nella democrazia, via via rinnovata